Rametta, l'amico Rametta. Rametta come di nome? Sebastiano Rametta. Grazie, buonasera a tutti. A me mi piace scrivere quello che vedo, diciamo, no? Scrivo le cose e vorrei dire una poesia adesso, Un morto curioso. Un morto curioso è una persona deceduta circa un secolo fa, ma che morì con una voglia matta di poter tornare indietro per vedere il futuro, no? Dopo circa un secolo torna e torna così ai tempi nostri. Un morto curioso. Dopo che dormia da tanto tempo, mi risvegliai per guardarmi intorno. Così, la curiosità di conoscere la gente di sto mondo. Mentre di scuro camminava guardando un incontrone e ci gira un poco intorno, che sto mi guarda con l'uso moto brillo e per un essere capivo l'uomo mondo. Tu sei un morto che sei risvegliato. Ecco te ha fatto fare. Chi è? Non stai più buono da un negaerto? Dopo tant'anni ormai che tu dormito, che sei tornato per la curiosità. Questo non è il mondo tu erdo, questo è il mondo della felicità. Se voi, dato che ormai tu ti ci trovi, io qualche cosa te la posso spiegare. Lì sta gente come sono felici. Tu stai vestiti per bene e allecchettati, e hanno un tablet e hanno un cellulare su tutti indaffarati che non hanno manco tempo per dialogare. Da lì a che macchine come sono lanciate, da lì a che case, da lì a che grattacieli. Ormai noi siamo nell'era spaziale e non c'è forza che ne può fermare. Ormai non esiste più la femmina onesta, ormai non esiste più l'uomo d'onore, che si erano cose stupide che li mettevano da testa che gli anziani tanto tempo fa. Chi sono amici? Chi sono i parenti? Non esistono più queste cose qua. Se non hai soldi qua non hai niente, e chi ha soldi ti puoi accattare a tutti quanti. Lo morto restavo frastornato e dentro la sua testa era confuso, però qualcosa ci passava per la mente e allora disse queste parole qua. Sento signori o cosa tu ti senti? È una domanda da volessi fare, ma non per criticare le tue gente, ma per arricchire la mia curiosità. Parla che vuoi sapere, fammi presente che io tutte cose ti posso spiegare. Ma dimmi una cosa, questo mamma qua esiste ancora? Ah, mamma con papà. Ma che domande che mi vai a fare? Si vede proprio che non si dica. Per fare i picceriti ne altro ormai l'abbiamo inventata la provetta. La provetta? La provetta. L'abbiamo attrezzato qualche anno fa. Perciò la mamma, papà, per noi ormai importanza non ce n'ha. La provetta. Ma non scappa. Ma non te ne vai? Ma che ti stufato già restare qua? E tu ancora non hai visto niente? Aspetta un altro poco, fatti spiegare. Ma no. Ma se ne è chiuso. Ma forse non l'ha caputo. E se ne è tornato da quando era venuto. Grazie. Sì. Meglio non sperimentare altre negatività. Grazie Rametta Sebastiano.